Che stia a bancarelle lo spasso, ognuno passa e ci pizzica, spassatempo. Diciamo la verità, a Napoli non è Natale senza una mani d'umbulel, insomma, senza il presepe, senza una manesta maritata, senza i dolci natalizi, che Natale sarebbe? Insomma, senza un piezzi capitone, senza uno spaghetto a vongole, insomma, che Natale è? Ma soprattutto a Napoli non è Natale se ogni pasto e ogni cena del periodo natalizio non finisce immancabilmente con questo mare di datteri, frutta secca, noci, noccioline, nocciole, pinoli e altre delizie secche, ovvero o spassatempo. Sì, oggi parliamo delle ciociole di Natale. Solo che pamunnà per sgusciare, poi scugnà per togliere l'involucro, per rusicà, per sgranocchiare questo mare di graniglie e di frutta secca, ci vuole un sacco di tempo. Ed ecco perché i napoletani trascorrono a tavola dopo la cena di Natale un sacco di tempo insieme agli affetti più cari. Ed ecco perché questo insieme di frutta secca a Napoli si chiama o spassatempo, come lo chiamava Raffaele Viviani nella Rumba di Scugnizzo, o spassatempo, come lo chiamava Matilde Serao nel Ventre di Napoli, quando diceva che per un soldo il napoletano compra una quantità di spassatempo, si rosicchia per mezza giornata, insomma sulla lingua punge, lo stomaco si riempie e sembra di aver mangiato. Solo che i napoletani, per definire tutte queste delizie tostate, tutta la frutta secca, le noci, noccioline, pinoli, datteri e tutto quello che arriva sulla tavola di Natale, utilizzano anche un altro termine molto particolare, e ciociola o ciociole. Beh, insomma, anche qui la lingua napoletana è solenne, è nobile. Voi sapete che dopo aver sgusciato, aperto tutto questo mare di frutta secca, sulla tavola rimane, come sapete, un disastro, rimane praticamente tutto un insieme di scorze, e forse proprio dal significato in latino di scorza, che significava di buccia, che significava flaces, proprio dalla corruzione di flaces arriva scioscioles, insomma, e quindi poi ciociole. Oppure ciociole potrebbe essere un nome onomatopeico, potrebbe derivare dal rumore che viene fatto quando si rimesta nel cesto della frutta secca, quel ciociò, quel fruscio, ed ecco perché è ciociola. Solo che in lingua napoletana lo spasso è anche il divertimento, ma è anche l'ozio. Quando uno non lavora, chi le sta a spasso? Il disoccupato sta a spasso. Chi non fa nulla, chi le si dedica all'arte e mica classe, mangia, beve e se ne va a spasso, esatto. Se una ragazza è molto bella, si usa dire che San Luca, protettore degli artisti, protettore dei pittori, là San Luca si è spassato, si è divertito, e dopo aver rosicato, scugnato tutto questo mare di noci e nocciole, a proposito di scugnato, scugnato significa in lingua napoletana privare dell'involucro esterno, ma anche scheggiare. E cos'è che si scheggiava in tempo antico? Lo strummulillo, quella trottolina che era il gioco antico dei napoletani, e si giocava a scugnarlo. I ragazzi di strada volevano scheggiare perché lo strummolo scheggiato avrebbe roteato meno dello strummolo perfettamente equilibrato. E sapete che dallo strummolo scugnato, dallo scugnare, come si scognano le noci, si scugnava lo strummolo, viene la parola scugnizzo, ragazzo di strada che è dedito al gioco dello strummolo. Buon Natale a tutti!